Un incontro con i neoeletti, tante le emergenze, in particolare si è discusso anche dell'abusivismo a Palma di Montechiaro. Lei è andato subito al cuore dell'ultimo argomento che è stato trattato. No, allora, decisione di incontrare i sindaci neoeletti, ovviamente è quello di Sciacca settimana prossima, innanzitutto per un momento di saluto e, come ho detto, di buon lavoro a chi è stato eletto, buona prosecuzione del lavoro a chi è stato rieletto. È stata manifestata la disponibilità da parte della Prefettura, specie nei confronti dei sindaci neoeletti, alla massima attenzione, alla massima collaborazione, al massimo aiuto per quello che la Prefettura e attraverso la Prefettura le forze dell'ordine possono dare alle varie comunità amministrate. È stato anche così un brevissimo momento proprio a volo d'uccello per evidenziare alcune questioni più di attualità. Sono state emanate apposite recentissime direttive sul governo e la gestione delle pubbliche manifestazioni, questo sotto il profilo della sicurezza dei cittadini, sia come incolumità personale, sia come incolumità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ci sono i patti per la sicurezza urbana che presuppongono delle forme di proprio veri e propri patti sottoscritti tra la Prefettura e le amministrazioni comunali. Patti sono il presupposto per poter chiedere in caso di necessità la forza di intervento rapido da parte di specifici contingenti delle forze di polizia. Si è parlato dell'estate che è assolutamente prossima e quindi la necessità della tutela dell'ambiente e della civiltà di un turismo. Si è fatto cenno della visita del Presidente della Repubblica il 6 di luglio, visita alla quale ovviamente saranno invitati tutti quanti i sindaci. Si è fatto cenno anche perché, notizie che è apparsa sui giornali, il sindaco di Palma Montechiaro poi è intervenuto e ha detto la sua, ma insomma è sembrato attraverso ciò che si è letto sui giornali che ci potessero essere delle frizioni tra un'amministrazione e un'altra tale da ingenerare problemi anche di sicurezza e di non omogeneità sul territorio di determinati interventi in nome del popolo sovrano che sono le sentenze. Si è parlato anche di questo, ho chiesto alle amministrazioni comunali di essere assolutamente omogenei, uniformi, coerenti rispetto a un tema tanto delicato qual è quello dell'abusivismo edilizio, che non si riduce nel dover semplicemente abbattere un immobile, una casa e tutto quanto. È un percorso di carattere culturale, è un riconquistare spazi di bellezza, la bellezza sta diventando un termine un po' abusivo anche lui, spazi di legalità, diciamo spazi di responsabilità per tutto ciò che è il bene comune che deve combaciare con il bene individuale. Bene comune e bene individuale non possono che andare di pari passo. Peraltro il neosindaco di Lampedusa ha avuto lui stesso occasione di dire che in quell'isola molti anni fa dei grandi e grossi interventi di ripristino delle legalità su questo specifico tema erano stati compiuti, e ciò è un fatto assolutamente apprezzabile, quindi diamo continuità a questo tipo di interventi.